La coltura della patata è presente su tutto il territorio appenninico, prima abbiamo parlato di quella di Montese, anche Bologna ha una produzione importante. Tiberio Raboni, presidente del GAL dell'Appennino bolognese, cosa si fa per questo tubero per incentivare la produzione ma soprattutto per dare un supporto ai produttori? Diciamo alcune cose. Intanto il GAL invita tutti i produttori agricoli che non l'abbiano già fatto a chiedere alla Regione il riconoscimento del prodotto di montagna secondo il regolamento europeo. Non costa nulla, ma aiuta i consumatori a conoscere l'origine del prodotto, in questo caso della patata, un marchio che non costa nulla e si può affiancare a quello della Camera di Commercio o a quelli commerciali. E poi diciamo tre cose che fa il GAL dell'Appennino bolognese. Intanto un bando per aiutare le imprese che fanno patate e non solo a rinnovare la struttura produttiva, quindi a sostenere gli investimenti nell'azienda agricola. Il prossimo anno pubblicheremo un bando che finanzia con un contributo del 50% su una spesa ammissibile di 100.000 euro tutti quegli interventi che possono essere necessari in un'azienda, dalla ristrutturazione di immobili dedicati alla produzione, macchinari, macchine, vendita diretta, tutto quello che serve, insomma. Poi un secondo bando che uscirà nel 2026 per i produttori di patate che vogliono trasformare essi stessi e commercializzare il prodotto, quindi un contributo, in questo caso ancora al 50% per una spesa ammissibile di 50.000 euro per realizzare laboratori di trasformazione, confezionamento e quant'altro, ma anche il commercio elettronico dei propri prodotti. Infine un terzo bando che uscirà alla fine di quest'anno per proteggere le colture agricole, la patata, dai danni della fauna selvatica. È previsto un contributo pari al 100% di una spesa ammissibile di 30.000 euro. E sappiamo purtroppo che in montagna, insomma, le produzioni vanno protette da questa fauna, insomma, che è molto presente. È invasiva, quindi insomma tutti i dettagli possono essere comunque approfonditi presso il vostro GAL Appennino bolognese. Sicuramente sul sito www.gal dell'Appennino bolognese si trovano tutte le informazioni via via che usciranno i bandi. Un Appennino, quello tra Modena e Bologna, che esprime delle potenzialità in termini di produzione della patata. È ipotizzabile circoscrivere un perimetro tra Bologna e Modena dove si identificano degli areali in cui produrre una patata con determinate caratteristiche? Io, diciamo, per i miei trascorsi professionali e sindacali, devo dire che ho sempre sognato, da buon visionario, una realtà di questo tipo, per realtà come l'Appennino bolognese modenese, perché di fatto questa areale che si ipotizza sarebbe, diciamo, ricomprenderebbe due comuni della provincia di Modena, Zocca e Montese. Montese ha già una sua identità, diciamo, da questo punto di vista della patata, e comunque, siccome sono confinanti con Lizzano, Casteldaiano, Gaggio Montano, nonché Vergato, Tolè, quell'areale lì, ipotizzare un areale che ricomprenda i 6 comuni, che ha grosso modo identificati un centinaio di produttori fra grandi e piccoli, potrebbe, come dire, sviluppare un valore aggiunto per quello che riguarda la produzione, perché, ripeto, in montagna, come sappiamo, sono zone meno antropizzate, sono zone più salubri, quindi il prodotto è già riconosciuto da tempo, non è una cosa, non è una novità. Questo si potrebbe sicuramente creare delle opportunità economiche per i produttori, anche per aumentare la produzione in quelle realtà, e quindi poi, come è auspicabile, mantenere gli agricoltori in montagna e quindi non desertificare quelle realtà sostanzialmente.
Ci sono dei campanilismi in montagna, quindi Bologna e Modena a volte ci sono questi attriti per una produzione come quella della patata, parlo di quella della patata di Tolè come quella di Montese, insomma bisogna superare anche questi diciamo dissapori. Assolutamente sì, almeno per quello che mi riguarda io non ho mai avuto preclusione di questa natura, i produttori devono produrre nel modenese come nel bolognese, debbono fare entrambi i propri interessi, quindi se si mettono insieme a sistema, come si suol dire, anche se si sa che i produttori agricoli tendenzialmente sono degli individualisti, quindi io credo che se insieme alle associazioni agricole i comuni interessati, perché è molto importante questo, credono in quest'idea di un areale, di identificare un perimetro di produzione della patata di montagna, sicuramente ne hanno beneficio sia la realtà montana che i produttori in primo luogo.